A 3 anni dal tragico crollo del ghiacciaio della Marmolada, costato la vita a 8 escursionisti, un gruppo multidisciplinare con membri delle università di Padova, Parma, Stellenbosch, Zurigo e dell'Istituto Oceanografico e di Geofisica di Trieste, insieme ad ARPAV, ha pubblicato uno studio sui meccanismi che hanno portato a quel distacco. 3 anni fa si è verificata una convergenza di effetti legati al ben noto fenomeno del riscaldamento globale che ha determinato il collasso. La causa non va ricercata solo nella grande quantità d'acqua che si è creata a causa del riscaldamento superficiale del ghiacciaio, ma anche ai fenomeni che si stanno preparando da qualche decina d'anni e che hanno sciolto anche il permafrost. Permafrost è quello strato permanentemente gelato che in qualche modo consolida e consente di mantenere il ghiacciaio alle alte quote aderente al fondo. La fusione o in ogni caso l'incremento di temperatura è stato uno dei fenomeni che hanno innescato il crollo della Marmolada. Il ghiacciaio della Marmolada nell'ultimo secolo si è ridotto del 90%. L'evidenza scientifica però ci racconta come sia stato l'ultimo decennio ad accelerare lo scioglimento, fenomeno questo diffuso in tutto il mondo. Negli ultimi 10 anni noi abbiamo avuto un raddoppio di questo tipo di fenomeni con centinaia di morti in molte regioni alpine, in particolare in Himalaya dove questo fenomeno è particolarmente importante. Seppur di natura diversa, anche le colate detritiche di San Vito di Cadore sono legate ai cambiamenti climatici. La zona è nota proprio per questo tipo di dissesto, si parla di colate detritiche rapide. Sono delle colate che sono innescate da precipitazioni particolarmente intense, quindi brevi e abbondanti. È evidente che proprio con il riscaldamento noi abbiamo anche un incremento di quelli che sono i fenomeni estremi e quindi necessariamente sono proprio quei fenomeni estremi che incrementano la frequenza di questo tipo di fenomeni, quindi non c'è un collegamento diretto con quella che è la fusione dei ghiacciai, ma c'è un collegamento diretto con il riscaldamento del clima.